Ecco, penso delle curiosità, dopo parliamo anche del discorso un po' più generale, ci sono delle curiosità che da evidenziare, perché dei quasi 500 partecipanti solo 14 sono italiani. Solo 14 italiani. Questo è un dato interessante. E le output che fanno loro sono 4 complessivamente. Sì, giustissimo. E questa è la prima. Poi c'è quella che fa Ginevra-Nizza, una che fa Barcellona, Paesi Baschi, e l'altra Ginevra-Courchevel. Credo che sia proprio interessante evidenziare questa internazionalità di questa manifestazione, ma quello che a me piace anche evidenziare è che, parlando anche con l'organizzatore che è OC Sport, che è una società svizzera, che è coordinata però da un grande staff, il direttore di gara di Autoroute della Gran Fondo Venezia-Ginevra, lo diciamo, io ci tengo, è un ex dirigente Tour de France, quindi abbiamo veramente altissimi profili dal punto di vista organizzativo sportivo. La Gran Bretagna sull'Autoroute sarà la nazione più rappresentata dopo Francia e Svizzera. Come paesi extraeuropei abbiamo Austria, Brasile, Canada, Israele, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Stati Uniti. Cosa che ho detto? Austria? No. Sì, anche c'è. Australia, sì, non ho detto male. Australia, Brasile, Canada, Israele, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Stati Uniti. Quindi nell'ottica del discorso che abbiamo fatto il sindaco, noi ci impegneremo il prossimo anno a far crescere questa opportunità, proprio perché diventa un'opportunità per il territorio di presentare il proprio biglietto da visita a livello turistico-culturale, quindi avere a portata di mano quello che è il bacino estero, che a volte è difficile portare in un mese così fermo nell'entroterra. Come vanno definiti questi amatori? Sono ciclisti amatori? Loro li definiscono top class, ovvero hanno un profilo molto alto come proprio identikit di individuo, in quanto sono i classici top manager che si fanno questa avventura, quindi non è il classico amatore. Non sono ciclisti di professione? No. Amatori di alto livello. Amatori di alto livello. Sarebbe utile perché le donne sono che 45, sì, sono 40 e l'iscrizione è anche molto alta, quindi dal punto di vista pecuniario. sì, la tappa del 16 è anche interessante per il suo percorso, perché comunque sale, per quanto riguarda Conegliano, noi ospiteremo le biciclette, posto sicuro ovviamente la notte, dopodiché la mattina verranno messe a disposizione dei ciclisti, di questi amatori, la partenza è prevista qua del 20 settembre. Alle ore 9, stato alle 9. E poi questo serpentone, che immaginate sono tanti, seguirà via Lourdes, via Cavallotti, via Lourdes, proseguirà, quindi il primo colpo abbastanza perrante l'avranno su San Boldo, e poi da San Boldo proseguiranno, faranno il Giau e poi arriveranno su a Cortina. Già il primo colpo non è male, perché pensate alle altre. Sì, la particolarità sono proprio i 17 passi, quindi avremo da San Boldo, Giau, Falzare, Pordoi, il Tonale, Gabbia, veramente Stelvio, quindi ci sarà veramente da divertirsi, ma è un percorso veramente molto duro, con dei dislivelli notevoli. Il totale dei chilometri sono 933 in 7 giorni, quindi sicuramente una gran fondo di alto livello anche per la preparazione atletica, in quanto è veramente tosto, direi un condensato di giro o tour, si può dire. Quindi speriamo, noi ci siamo organizzati, attrezzati perché ci possa essere il meglio per quella giornata. Se l'edizione 0 diventerà l'edizione 1 il prossimo anno, faremo in modo che ci sia anche più vivacità magari attorno a questa manifestazione, perché ripeto, questa sua caratteristica di internazionalità
ovviamente ci sprona a dire facciamo anche che diventino degli ambasciatori del territorio oltre che essere appassionati di bicicletta. Impegnativo, perché è una novità, però se questo serve per far conoscere il territorio e quindi valorizzarlo di più e portare alla prossima edizione un vantaggio che invece che arrivare il giorno prima o fermarsi a Venezia o fermarsi a Verona si fermino sulle nostre colline, credo che sapendo organizzare bene si può trovare anche la collocazione negli esercizi e quindi dare alberghi e strutture che siano adeguate. Spiace che come sempre, comunque, l'ASCO non sia così ben interessata quando troviamo in questo preciso istante delle trattorie o quant'altro che sono chiuse, sono in vacanza. Vuol dire che comunque mi dico fra virgolette mi so cosa fanno. Sono chiuse il 15, 16? No, 15-16, quelli che sono arrivati lunedì, è arrivata gente dall'estero lunedì e martedì hanno avuto difficoltà per trovare da mangiare, quindi si sono dovuti adattare in pizzerie e a volte la pizzeria non ha il valore del ristorante, no? E quindi su quello dobbiamo rafforzare di più forse l'invito a capire che organizzare è difficile, ma quando organizzi è un vantaggio anche per loro. Insomma. E c'è poi Scomigo, per cui mi permetto anche di dire per quelli che l'inconveniente accaduto l'altro ieri non ha assolutamente compromesso la possibilità di svolgere l'attività, perché voi sapete che Scomigo è una delle poche realtà dove in questi anni gli organizzatori si sono dotati di una struttura non fissa ma mobile fissa, ma di una struttura regolarmente concessa attraverso tutte quelle che sono le, per così dire, autorizzazioni e accertamenti di un fabbricato normale, quindi loro utilizzano un capannone che è un fabbricato e si dotano in casi straordinari come la festa di Sant'Elena anche di, chiamiamole di aggiunte, o se non è bello superfettazioni, di aggiunte che consentono di avere la barriera, il nuovo per far suonare l'orchestra. Quindi quella di Scomigo è confermata, compreso il grande spettacolo pirotecnico del giorno 18, quindi cominciamo domani, finiamo il 18 sostanzialmente. Il 17 ci sarà anche questa bella manifestazione ciclistica, che anche questa è un richiamo annuale, che è praticamente, scusa sì, no. 15 venerdì, 16 sabato. Sabato? Sabato mattina. No, parlo del festival. No, questa qua, no, quella sempre di Scomigo. Sì, questa è quella di Scomigo, questa che è ormai la 14ª edizione, e questa è una manifestazione ciclistica abbastanza selettiva, questo posso assicurarlo, perché vedo quanti pochi arrivano poi al traguardo. Di grande richiamo a livello under 23. Sì, ovviamente che non c'è confronto, stiamo parlando di due cose diverse rispetto a quella del giorno dopo, diciamo che di cui abbiamo accennato poco fa, poi questa è una manifestazione. Una bella classica. Vorrei ricordare che per quanto riguarda i servizi, invece, a parte i servizi essenziali di ordine pubblico e di sicurezza civile e sanitaria, sono garantiti anche, e questo penso sia andato a evidenziare, l'apertura del castello e anche l'apertura del servizio delle piscine, che ci auguriamo che sia motivato anche solo sufficientemente di richiamo. Quindi questo è quanto ci tenevo, poi è un modo anche per augurarvi buon Ferragosto. Dopo, se volete dire qualche cosa su questioni amministrative, non le dico dopo. Se siete interessati, volevo fare. Beh, finiamo questa cosa qua. Buona festa. Domande? C'è il movimento correliano, sindaco? Insomma, sai i periodi. No, nel senso, vedete più gente che è rimasta a casa da. No, direi di no. Notiamo più o meno la come situazione. la. Ricordo anche,
non descriverlo, se no si minimisce quel periodo da fine adesso. In effetti il periodo di minor attrazione è proprio il periodo di agosto per quanto riguarda. Però magari per chi che resta è giusto. No, certo, per quanto riguarda il turismo è dimostrato che il mese di agosto è quello che è di minore presenza, su cui bisogna investire, e quindi questa cosa del ciclismo di tutti stranieri è casca giusta a fagiolo, perché aiuta sicuramente il turismo e aiuta anche per esempio quella viene un po' più avanti, una copia, anche il festival italo-russo, che abbiamo già per esempio rilevato 2 giorni fa 2 iscrizioni dall'Austria per questo qua, perché c'è per la verità hanno chiesto di venire per notare qua il 30 e il 31 perché vogliono partecipare al concerto del 30 al concerto del 28, quindi hanno fatto 28, 29, 30 e 31 perché ritengono che quello di Vittorio Veneto per questi amatori, questa specifica esibizione, questo specifico spettacolo, questa specifica, chiamiamolo momento culturale, fosse di particolare gradimento per loro. Per dirvi anche questo segno, bisogna investire secondo me, soprattutto nel periodo di agosto, per fare in modo che qui la gente venga e trovi. Allora, il fatto di far venire la gente è una prima cosa, ma certamente è quella di fargli trovare qualche cosa, è fondamentale. Allora è fondamentale che ci siano i servizi, è fondamentale che se, ripeto, vanno in castello, trovino un museo aperto, è importante che cambia anche un po' la mentalità che era quella di agosto tutto chiuso, che era un po' la cultura del passato, insomma. Perché l'estate, Ferragosto anche, lavoro anche in questi giorni, stanno andando avanti i lavori delle scuole, quest'anno c'è una bella serie di interventi, sono finiti i lavori della Rodari, presumibilmente tra la fine della prossima settimana e l'inizio della successiva finiscono i lavori della Pascoli, e questo ci consente di dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'eliminazione dagli impianti sportivi, dalle strutture scolastiche dell'amianto. Adesso non lo so come sia in giro per l'Italia, c'è una legge che impone entro il 31 dicembre di eliminarlo, non lo so come sia. Per quanto ci riguarda noi abbiamo temperato. Nel mese di ottobre viene definitivamente consegnata la palestra Mazzini, in cui i lavori continuano anche in questi giorni. Per quanto riguarda la Brustolon, sono stati finiti, si sono completati oggi pomeriggio, vado a fare un sopralluogo, i lavori di consolidamento della parte, diciamo, strutturale di miglioramento per quanto riguarda le performance antisismiche, che però richiedono poi di continuare. Questa qua è la prima parte. La prima settimana di settembre facciamo anche l'insonorizzazione della palestra della Grava, che questa era una cosa richiesta da moltissimi anni e sono contento che si faccia. I lavori dei Sarcinelli sono finiti praticamente oggi, finiscono oggi, e quindi il 6 ottobre inizia una mostra e il 12 inizia l'altra. Vorrei, per quanto riguarda invece il Sarcinelli, sulla questione dell'ascensore, far notare, perché ho visto che qualcuno in Facebook mi ha anche attaccato dicendo che non sono veduto, non siamo così sevenili, nel senso che quando tu fai un contratto di manutenzione dell'ascensore, c'è il contratto di manutenzione per cui il manutentore interviene e ti fa il lavoro previsto nell'ambito degli accordi del contratto, ma se l'ascensore si incendia non è che il manutentore te lo sostituisce, bisogna che cambi i TOC non è previsti dal contratto di manutenzione. Allora, nel caso dell'ascensore Sarcinelli dobbiamo sostituire un motore che non è previsto nella sua sostituzione in nessun tipo di contratto, ma non perché il comune sia più sprovveduto di altri nel farlo. Se si fosse staccato un filo, il manutentore l'avrebbe messo a posto, questo è normale, quindi lo sprovveduto credo che sia quello che mi ha attaccato. Quindi il 6 settembre parte la mostra sulla parte alta, quindi sul sottotetto, che secondo me è la parte più bella perché è il suo unico piano, e mentre il 12
parte la mostra sulla restante palazzo, quindi da adesso avremo le due mostre concomitanti. Volevo anche dirvi che il 21 chiudiamo la procedura per le asfaltature e quindi il 15 settembre, se tutto va bene, dovremo cominciare, adesso non so da dove, perché chiaramente dipende da come si organizza l'impresa, anche quel lavoro importante di quei 400.000 euro di asfaltature che sentiamo particolarmente forte, con l'obiettivo di predisporre la gara invece per quelle del prossimo anno entro la fine dell'anno, il che vuol dire che invece di farle nel periodo, diciamo, post agosto, ricordo che le asfaltature durante il mese di agosto sono problematiche invece, perché l'approvvigionamento non è facile e quindi cercheremo di conciliare varie esigenze anche con l'approvvigionamento del materiale. Però ecco, l'obiettivo è quello del prossimo anno, che sono 300.000 euro più 200, spero di metterli a settembre, quindi portarla a 500.000 euro, di farlo durante il periodo primaverile, quindi di arrivare all'estate con i lavori già fatti. Questo è quanto.